sul tram di Posillipo al tempo dell'estate. Un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. O tram era pienissima a miezza India fuori, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senz'in andrangheta, ma s'assettaia signora. E allora dietro l'angolo mi strinse ancora un po', le rise, poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai verenna la tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare per coscere la signora. Allora dissi: è di Napoli, non mi son da Milan. Fai i bagni qua certissimo, non mi parto doman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, grazie, e sammuccaia signora. E allora poi ad un anno mi cade in do tram uè. La gente ci guardava e dissi: signor, scendi. E mi pigliai in un taxi. A 20 lire all'ora, gli affriti e maniette, io sono ca signora. E allora io dinto taxi ma cominciai a lanciare. Ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora... E allora feci subito necessita virtù, ma a Frisio ci mangiaiamo 200 lire e più. Tornando immaginata, vestevo con l'occhia fuori, quando all'hotel Vesuvio scendette ca signora. Qui venne il graziosissimo, Cayenne per trasì, a tutti presentavamo vi presentami Marì, ma aveva pigliata proprio per un caffone fuori e gettami in da camera e s'assettai a signora. E allora mentre a Steva proprio per abbracciare, a rete la porta tucca da sandetti tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora un cameriere in smoking co punta da signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre. Le prese il conto e pagalo 2083. Con una pensata di spirito dissi: ma non è ora. E il cameriere pratico: pardon signor e signora. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido ma da 100 lirette e taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e che sta che buon'ora, che c'avevo banca in Napoli, grandissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai o capello e subito me ne scennetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e dietro a trovare Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, signori miei, cari e vecchie panove, non sa mai cagnare.